Abbiamo bisogno di gente per lavorare, quindi dobbiamo per forza di cose, ma anche per un equilibrio dei conti dello Stato, parliamo di contributi versati, di pensioni, di INPS e tutto il resto, fare in modo che l'immigrazione sia regolata e possa diventare un volano positivo per l'economia. Caro bollette, aumenti delle materie prime e non ultimo un'ormai cronica carenza di manodopera sono le sfide che ogni giorno devono affrontare le piccole imprese venete che concorrono a realizzare il 60% del valore aggiunto regionale. La mancanza di personale qualificato legata ad una sempre maggiore denatalità e ad una difficoltà nella formazione rappresenta una spina nel fianco degli imprenditori. C'è stata miopia nella gestione anche dell'immigrazione, perché deve essere considerata una risorsa l'immigrato, purché poi possa essere inserito, formato, inserito nel sistema produttivo. A pesare però sulle aziende in questo momento storico sono gli aumenti dei costi di luce e gas. Per i rincari dell'energia abbiamo visto percentuali spaventose, racconta il direttore di CNA Veneto, Matteo Ribon. Più 1247% e più 2600, oltre 2600 per quanto riguarda la situazione del gas. Questa cosa è legata a una forte speculazione. Uno si trova con una bolletta che pagava qualche centinaio di euro, si trova con qualche migliaio di euro da pagare adesso. Le imprese più grandi soffrono ancora di più, la situazione è veramente molto difficile, tanti stanno riducendo gli orari di lavoro. Nonostante questa delicata situazione, il Veneto si conferma tra le regioni trainanti della ripresa economica, contribuisce a realizzare il 9,3% del prodotto interno lordo italiano. Nel 2022 il PIL regionale dovrebbe far segnare un più 3,6%. Sul futuro dell'economia però si addensano pesanti nubi nere, per questo le imprese sono chiamate a nuove sfide, prima di tutto per razionalizzare i consumi trovando forme migliori di utilizzo dell'energia, rivedendo il sistema produttivo, trovando fonti alternative, ma per farlo è necessario un sostanzioso intervento economico da parte del governo. Dalla loro gli imprenditori possono cogliere le opportunità a disposizione a livello europeo. Ci sono molti soldi dal punto di vista europeo che sono a nostra disposizione se sapremo sfruttarli con intelligenza e soprattutto cominceremo ad incagliarci anche all'interno dei nostri problemi strutturali che sono quelli della burocrazia, della difficoltà di realizzazione delle opere e anche con un pensiero che deve essere collegiale e non di parte. Per il presidente De Coll la parola d'ordine è evoluzione, un'evoluzione del sistema ma anche del modello di sviluppo del nostro territorio che spiega probabilmente ha fatto il suo tempo. La piccola impresa diffusa, le produzioni agricole di eccellenza, il turismo mordi e fuggi che ci ha portato a diventare locomotiva d'Italia, a essere una terra molto produttiva, probabilmente non è più sufficiente perché vediamo il confronto con aree europee simili per struttura sociale. Abbiamo riscontrato che in 10 anni noi abbiamo avuto una crescita pari a zero quando altre zone, parliamo di zone della Germania, dell'Olanda, ma non solo, anche della Francia e della Spagna, hanno avuto crescite anche a 2 cifre.